Salve a tutti, oggi ospitiamo il professor Renato Ellero, avvocato, docente di diritto penale all'Università di Padova e già senatore della Repubblica, quando la Repubblica ancora esisteva. Allora, oggi l'abbiamo convocato essenzialmente per la sua competenza in ambito legale e giuridico, anche se poi lei riesce a inquadrare anche le questioni dal punto di vista politico, ma vorrei proprio fare dei chiarimenti dal punto di vista giuridico-legale. Il tema è il decreto legge, non diciamo il numero che ci fa soltanto confondere, il decreto legge che sta andando in Parlamento, che da lunedì verrà esaminato dalle due Camere per la sua conversione in legge. Il decreto legge che ha risolto, tra virgolette, il crack delle due banche venete, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, cedendo sostanzialmente le parti buone, tra virgolette anche queste, a Banca Intesa San Paolo per il prezzo simbolico di €1, più una serie di contribuzioni collaterali, mantenendo invece e facendo confluire nella liquidazione coatta amministrativa, chiamiamola come vogliamo, che è l'anticamera del fallimento, quello che rimane delle altre banche. Quindi alcuni beni immobiliari, una serie di altri beni, partecipazioni ancora in alcune entità di cui Intesa non ha avuto la proprietà, e poi questa entità, quindi le due banche, diciamo in fallimento per semplicità, ma poi mi correggerai se sbaglio, no? Conferiranno a una terza società a controllo pubblico quelli che chiamiamo crediti di insofferenza, gli NPL, sono una cifra di miliardi, 11, 20, ma questo è un altro elemento di incertezza, perché non si riesce a sapere in questa transazione anche quant'è l'importo dei crediti in sofferenza, di cui buona parte potrebbero essere recuperati e potrebbero andare a ristorare gli eventuali creditori. Comunque credo siano attorno ai 12. Sì, ma forse anche di più, perché lo Stato, e poi dopo passiamo all'avvocato, lo Stato ha garantito un intervento immediato da 5 miliardi per fare in modo che le operazioni partano, per fare in modo che non ci siano negatività su Banca Intesa, e ha ufficializzato che garantirà altri 12 miliardi in caso di necessità. Quindi l'impegno dello Stato, perlomeno oggi, è 17 miliardi. Torniamo al decreto. Appena è stato annunciato, e anche quando ancora non è disponibile nella sua formulazione che adesso è stata pubblicata anche sul nostro sito vicenzapiù.com, c'è stato chi ha urlato all'incostituzionalità, perché sarebbe un decreto che va contro tutta una serie di regole, leggi dello Stato. Lei cosa ne pensa a riguardo? No, va contro una legge, la legge fondamentale dello Stato, che è la Costituzione. Allora, per esempio, un decreto legge deve rispondere a dei criteri di necessità ed urgenza. Ora, che ci sia la necessità non metto in dubbio, perché sono fallite, ma che fossero fallite lo sapevamo già da mesi e mesi, perlomeno dall'anno scorso, perché il problema delle banche venete che fossero fallite in televisione, in tutte le trasmissioni, ogni giorno c'era. Allora, la necessità di intervento la capisco, è l'urgenza, perché l'urgenza non deve essere determinata da una scelta artificiosa del legislatore, deve essere determinata dalla situazione oggettiva. Cioè, se avessero fatto questo decreto legge 8 mesi fa, si poteva dire che era urgente. Oggi no, perché l'urgenza non mi interessa che lunedì dovessero fallire. Se dovevano fallire lunedì è semplicemente perché lo Stato, il governo, ha per 8 mesi giocato con le dita e i pollici, io purtroppo gioco con un pollice solo, giocato con i pollici invece di compiere quello che era il suo dovere di intervento. Poi che sia questo sia un altro discorso. Non puoi sottirare una situazione al limite e poi dire c'è l'urgenza perché siamo al limite. Perché il perché che è stato dato è che la commissaria europea alla competizione Margrethe Vestager ha comunicato allo Stato italiano che non era accettabile il piano industriale delle due banche che si fondevano, perché le due banche venivano dichiarate in quel momento, il 24 giugno, il 20 adesso, scusi se ho un piccolo ricordo confuso in questo momento, e siccome erano vicine, erano in stato di dissesto, vicino al dissesto, l'Unione Europea non concedeva la possibilità della risoluzione con aiuti dello Stato. Potrebbe essere questo il motivo d'urgenza? No, perché si sapeva già che a livello europeo era stato chiesto per 1 miliardo e 200 milioni di euro a un privato, che un privato mettesse, eccetera,
Che il privato si sia rifiutato, di sicuro non eravamo noi due, le banche si hanno rifiutato, il fondo Atlante, fatto da banche, si era rifiutato, quindi sapevano già dall'estate dell'anno scorso che non c'era niente da fare, era risaputo, l'hanno scritto tutti i commentatori economici, l'hanno scritto tutti i giornali, hanno fatto... Quindi mancherebbe il criterio di urgenza. L'urgenza, no, nel senso, è urgente farlo domenica, sì, ma l'urgenza non devi averla costituita tu in malafede, perché il governo in malafede, caro Ministro, mi quereli se vuole, così ci vediamo in tribunale che spiego qualcos'altro su di lei, in malafede ha portato alle estreme conseguenze, poi dice c'è l'urgenza, ecco. No. La riconduco a questa. Le voglio fare un esempio. Mi faccia, sì. Altrimenti so che lei è avvocato da arringa, però vorrei essere anche un po'... poi avremo modo di tornarci sull'argomento. Allora, l'urgenza sarebbe stata creata e non se ne sarebbe preso atto nei tempi in cui questa urgenza si era già verificata. Esatto. L'altra obiezione che viene fatta è che questo decreto considera in maniera diversa, quindi tratterebbe in maniera diversa, pone le basi per trattare in maniera diversa le varie categorie di creditori, certo. Cioè riserva dei trattamenti diversi ai possibili creditori, e questo in un fallimento è reato, mi corregga se sbaglio, cioè i soci, obbligazionisti, si chiama bancarotta preferenziale. Allora cosa succede? Innanzitutto è che se si interveniva 6 mesi fa, 8 mesi fa, c'era la necessità, ma non c'era l'urgenza. Si doveva procedere con una norma, con una legge ordinaria, cosa che non è stata fatta. Non posso, ripeto, è come nella legittima difesa: se mi entra il ladro armato che vuole spararmi, sono in legittima difesa, ma se lo faccio entrare armato, dopo non posso invocare la legittima difesa perché ho causato io la situazione. Quella dell'articolo 3 della Costituzione è la par condicio civium, cioè non è possibile la condizione uguale per tutti i cittadini. Allora, il creditore è creditore, non puoi modificarmi ex post le situazioni. Come è stato illegittimo, arbitrario, incostituzionale quando il legislatore intervenuto, il governo, perché il Parlamento diciamo che esiste per modo di dire, ha legiferato sulla Veneto Banca che doveva pagare le obbligazioni. Ma come fai a intervenire su un contratto tra privati? Ma come fai a intervenire? Tra l'altro, scusi, le ricordo che questa decisione per decreto, che sicuramente ha dei profili, non sono esperto, ma di incostituzione, perché o perlomeno è, comunque io dico da giornalista, è profondamente iniqua, se non altro, non aveva trovato un provvedimento analogo a dicembre 2016, quindi non una vita fa, per un lotto di 348 milioni di azioni, di obbligazioni subordinate, quindi dello stesso tipo di Veneto Banca, di Banca Popolare di Vicenza, che invece è stato rimborsato in toto. Anche qui già all'epoca nacquero, l'epoca poi che poi è recente, nacquero forti polemiche perché gli obbligazionisti, e qualcuno ha insinuato che fossero obbligazionisti ben informati dei fatti, quindi non singoli soci, perché loro avevano avuto il rimborso completo, mentre la tranche di Veneto Banca è stata bloccata per decreto dello Stato su questioni private. Allora, torno un pochettino, la tengo, ma non la voglio tenere, perché lei logicamente tiene conto dell'aspetto legale, ma essendo stato un politico e quindi un senatore della Repubblica, mette insieme spesso le due cose, che è lecito, ma vorrei sempre un po' puntualizzare. Altro punto controverso, la nomina di Viola a commissario di entrambe le banche, che non possiamo più chiamare banche perché non hanno più la licenza bancaria, quindi qualcuno quando parla di salvataggio di Banca Popolare, salvataggio, commette una contraddizione in termini, perché Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, perlomeno finché non verrà sovvertito quello che è il fatto attuale, non sono più banche, perché non operano più da banche e rientrano in altre, non possono più dare credito, non sono più banche, non hanno più una licenza per operare. È stato nominato Fabrizio Viola, che era amministratore delegato di Popolare di Vicenza e presidente del comitato strategico di Veneto Banca, quindi il Deus un po' delle due banche nell'ultima fase, è stato nominato commissario sia nell'una che nell'altra. La motivazione che si legge sui media, perché dobbiamo leggere i mezzi per sapere qualcosa, è che serviva un qualcuno che conoscesse la situazione delle due banche per fare in modo che i commissari, gli altri due commissari, più i comitati di vigilanza di ognuno, potessero agire al meglio con informazioni già presenti senza doverne acquisire delle nuove. La nomina di Fabrizio Viola, sulla cui persona non voglio
intervenire, ma sul cui ruolo di ex dominus delle due banche, la nomina a commissario contraddice quello che è un principio tipico delle nomine di esigenze di terzietà del commissario? Ma certo è una porcheria, perché noi abbiamo un collegio cosiddetto perfetto, perché abbiamo 3 commissari e quindi si deve sempre formare una maggioranza che sono 2-1. Sì. E poi c'è una vigilanza addirittura, sono altre 3 persone che vigilano. Ora lui decide, per esempio, se ritrovassero degli elementi di comportamento rilevante, sia dal punto di vista civilistico che da quello penalistico, nei confronti di Viola, Viola dovrebbe giudicare su se stesso. Ma come si fa? Perché logicamente lei dice la liquidazione coatta amministrativa riguarda tutti gli atti commessi fino al giorno in cui entra in campo la liquidazione coatta. Di questi atti, stiamo ipotizzando in pura linea teorica, potrebbe essere responsabile anche lo stesso Viola. Anche di alcuni, anche solo lui, che non lo sappiamo. Perché non abbiamo i dati. Quindi questo lei conferma che questa certo. è una anomalia, chiamiamola così, no? Il fatto che lui debba collaborare con i commissari, ma è pacifico, ma di fatto... Cioè lui avrebbe potuto collaborare senza avere un ruolo ufficiale, esatto, giusto mi sta dicendo? Esatto. Quindi quella necessità di avere... Perché lui è organo decisionale, lui può fare la maggioranza con un altro, ma scherziamo? Scherziamo, siamo fuori dal mondo. Ripeto, queste sono valutazioni tecniche. Le faccio un esempio proprio tecnico. Se il collegio 3 giudici, no, il tribunale collegiale 3 giudici, se un giudice si è occupato di una causa, di un processo, in altra veste prima, non può far parte del collegio. Ho capito. Cioè è proprio, ma pacifica. Ok, andiamo a un altro... Non è che mi stupisca questo ministro. Vabbè, comunque io cerco di tenerla nell'ambito tecnico, anche se mi interessa moltissimo anche l'altro aspetto, chiaramente. Allora, la spada di Damocle che incombe su questa decisione, chiamiamola così perché dopo deve essere convertita in legge, probabilmente si giocherà su alleanze e non alleanze, probabilmente è facile prevedere che verrà posta la fiducia, ma questo oggi come oggi non è che assicura che venga approvato, ma questo rimarrebbe eventualmente la non liceità, se questo fosse, che comunque la Corte Costituzionale può essere chiamata a pronunciarsi al di là che il Parlamento approvi o meno, esatto. E non sarebbe l'ultima volta che la Corte Costituzionale interviene a smentire il Parlamento, però rimaniamo in quello che oggi conosciamo. In un qualunque fallimento è tipico prendere in considerazione eventuali azioni revocatorie. Cosa sono le azioni revocatorie? Sono disposizioni che annullano una serie di atti commessi nell'ultimo periodo, in un certo periodo finale della gestione ordinaria, annullano quelle decisioni per fare in modo che non ci siano privilegi, semplifico, tra eventuali creditori che già siano stati soddisfatti delle loro pretese e altri creditori che invece cercheranno di essere soddisfatti delle loro pretese nell'ambito del fallimento. Allora è normale pensare che in tempi recenti è stata portata a termine un'operazione di transazione con decine di migliaia di vecchi soci delle due banche che pur rinunciando a gran parte di quanto avevano investito hanno incassato quel denaro. Sono a rischio revocatorio dal punto di vista legale queste transazioni? Dipende da quanti anni sono passati. Sono passati mesi? No, allora sono in piena azione revocatoria. Qual è il periodo di revocatoria? 2 anni. 2 anni, no, è la transazione che è terminata a marzo di quest'anno, quindi quest'anno. Quindi sono legalmente sarebbero certo, ma è un obbligo o una possibilità per chi gestisce i beni commissari? È un obbligo. È un obbligo. È come il curatore fallimentare, no? Non è che può, sì, ma quello mi è simpatico, non faccio la revocatoria. E beh, ti metto in galera, semplicemente. Quindi questo è un grosso allarme. L'altra cosa l'abbiamo pubblicato stamattina parlando con un professionista non di legge, ma chiaramente vi toccate in questi campi. L'altra cosa è questa qui. Nel decreto viene stabilito un prezzo della transazione, cioè la parte buona, e non sto inventando la frase perché viene usata tipicamente, cioè tutte le parti positive, la raccolta, i crediti in bonus, i titoli gestiti, sono stati trasferiti a Banca Intesa
mentre tutti quelli che sono crediti problematici e vecchie cause, che probabilmente andranno anche riformulate in questo caso, perché cambia l'interlocutore probabilmente, certo. Poi torneremo su questo argomento qui comunque, e tutto quello che è il negativo, quindi crediti, vanno in capo alle due banche in liquidazione. Allora, può essere messa in discussione legalmente la valutazione della parte positiva a €1, o questa è una cosa che non riguarda i commissari? No, i commissari no, perché sono nominati in forza di una legge. Sì. Ma la Corte Costituzionale sì. Mi spiego. Paga €1. Potevamo 50 centesimi a testa, ce la prendevamo noi, ci guadagnavamo. Sì, l'avevo proposto, ma poi lei non ha voluto perché è impegnato in queste questioni. Io ho altri problemi sanitari. Allora, però era da fare un affaronissimo, non da fare. Allora, tenga presente, ci sono alcuni aspetti da passare. Primo, in questo decreto, si parla di boni, in bonus, ma scusi un attimo, e i beni immobili? Non sono passati a intesa. Non sappiamo. No, chiedo scusa. Quello che sappiamo è che l'immobiliare Stampa, che ha alcuni beni immobili della Popolare di Vicenza, tra cui Palazzo Thiene e la sua collezione, chiedo scusa dell'imprecisione, non sarebbe passata a intesa. Non sappiamo gli altri immobili. Quelli che fanno capo a Immobiliare Stampa non sono passati a intesa. Quelli che non fanno capo a Immobiliare Stampa potrebbero essere passati a intesa. Non lo sappiamo perché non è che sia stato escluso. E io, che sono Banca Intesa notoriamente limpida, trasparente, dotata soprattutto ad ascoltare le parole del Santo Padre, potrebbe dire in bonus c'è questa proprietà, quindi io voglio la proprietà perché io ho acquisito tutto quello che è il positivo. E quindi vedrà che avremo, si ricordi quello che le dico, ricordatevi quello che vi dico, vedrete che viene fuori un bel guazzabuglio anche qui. Perché? Perché è ovvio, perché fatto in quel modo lì. No, ma scusi, non la voglio interrompere, ma allora l'intesa ha già definito l'intesa con l'accordo che ha fatto col governo in 448, questo è indubitabile. E dov'è questo accordo? Hanno firmato l'atto alle 4 di mattina di lunedì, quindi comunque che sia stato fatto di corsa è indubbio, che sia stato preparato nel tempo viene il sospetto, perché una cosa del genere non si fa in 448 se non altro tecnicamente. Quindi probabilmente era un'operazione preparata, quindi, e in questo caso metto un'accezione negativa al mio termine, non era un'operazione urgente perché allora è stata fatta di fretta ma non con urgenza, allora è stata formalizzata di fretta. Allora, Intesa ha già definito il perimetro delle cose buone che acquisisce, si è riservata il diritto di restituire con contropartita a quel punto le parti in bonus che avesse acquisito e che non si rivelassero in bonus. Il contrario, cioè ha detto io prendo i crediti in bonus, per esempio, se qualcuno di questi va a rischio io ve lo ridò indietro e mi pagate la differenza. Certo. Cioè ancora peggio in un certo senso. Ma certo, ma quindi noi non sappiamo cosa state da fuori quei beni. Sì. Perché non è in base a un accordo che non abbiamo visto, perché questo accordo non è conosciuto se non per parole. È la legge che conosciamo. E in base alla legge il guazzabuglio viene fuori. Chi aveva il compito di valorizzare la cessione a Intesa? L'aveva un certo ministro con la R moscia che è tutto moscio, il ministro dell'economia. Ok. Quindi questo qui potrebbe essere un altro elemento messo in discussione. Sì, perché questo ministro qui è... No, ma a parte il ministro... Sì, ma guardi, quando io vedo in televisione, se purtroppo per l'incidente, ogni tanto la mattina guardo e viene sempre un certo Marattin, consigliere economico della Presidenza del Consiglio, il quale crede di parlare con i deficienti, no? E quindi viene fuori, come Renzi, sono 850.000 nuovi posti. Adesso viene fuori che i posti di lavoro, da esame degli esperti, sono 150.000. Gli altri 700.000 e questo sarebbe il consigliere economico. Vabbè, non per dirle. Apriamo delle... No, per capire come ragiona sta gente. Si aprono nuove galassie, però intanto torniamo un pochettino... Quello è un grosso problema. Poi, scusi, lei non ha detto una particolare, che c'è un altro $500 milioni che viene dato qualora recuperati tutti quelli in bonus non fossero sufficienti ad arrivare ai 5 miliardi, altri 500 milioni? Sì. No, perché
500 milioni, ragazzi. Comunque, no, perché qua a forza di parlare la cifra complessiva già deliberata sono 5 più 12, quindi 17 parliamo. Sono 4,7 più 400 più 12. No, 400, 451. Sì, sono 500. Vado un po' alla buona, No, perché ormai a forza di parlare di miliardi sembra che i milioni sì, siano. ma qui verrebbe una battuta da fare, tragica battuta, attenzione. Abbiamo discusso per mesi, noi Grande Italia, con l'Europa per contenere l'entità della manovra che ci sembrava pesante, 3 miliardi e mezzo. Adesso affrontiamo un carico da 5 miliardi sicuro, scusi se uso l'accetta, 17 miliardi possibili. Secondo me, che seguo la faccenda da parecchio tempo, anche se non ho autorevolezza al riguardo, il denaro sarà molto di più e i danni saranno molto maggiori. E questo qui sta avvenendo senza colpo ferire. Sì, ma al momento lei si dimentica di dire una cosa: i soldi da dove vengono? I soldi vengono da un provvedimento legislativo col quale, per sanare la situazione bancaria, in primis MPS, dove c'è la Viola, sono stati autorizzati dalla CE, dall'Unione Europea, a fare un aumento di debito pubblico, di BOT, di 20 miliardi. Ma a parte che con 20 miliardi forse salvano MPS, e questi 17? No, che sia un problema, non è polemica giornalistica, questo è un problema. Io vorrei chiudere con 2 domandine a lei. Tanto avremo modo di tornare più a fondo, poi magari adesso ci leggiamo anche il decreto legge che è disponibile, seguiamo un pochettino le vicende parlamentari in questo momento come andranno a finire, vediamo se ci saranno richieste di intervento. No, qui scusi, devo fare una precisazione. Lei sa che i cittadini italiani godono di un regime per cui hanno il diritto politico. A maggior ragione ce l'ha il Parlamento. Il Parlamento non può essere sottomesso a condizioni. Qui viene fuori che Banca Intesa è ufficiale, ha posto la condizione che il Parlamento ratifichi quel decreto legge. Altrimenti decade tutto. Ma scusi, ma che vogliamo scherzare? No, non solo. Qui è un illecito penale, è un attentato ai diritti politici del Parlamento, per Dio. Il signor Messina va arrestato, chiaro? È ora di finirla qui delinquenti in giro. Il signor Messina va arrestato, signori della Procura di Roma, va arrestato, invece di star lì a vedere se il carabiniere Scafarto ha detto il vero o vedere falso. Allora, io ho detto che non è che non volevo affrontare questi argomenti, anzi sa benissimo li voglio affrontare. Sì. Se l'avessi fatto io sarei stato subito inquisito per estorsione, ma questo vediamo un momentino. Vediamo dopo. Non che non vediamo, vedremo dopo, altrimenti rischiamo ancora. Allora, che nella crisi, chiamiamola crisi, che nel crack, perché è ufficiale che c'è un crack nelle 2 banche. L'altra cosa che è ufficiale è che noi stiamo mettendo in evidenza da tempo, senza timore di essere sospettati di favoritismi, perché noi, ricordo, abbiamo denunciato questo crack dal 2010, quando altri non ne parlavano. Quindi noi siamo stati tra i principali accusatori, uso questo termine, di chi ha gestito Popolare di Vicenza e anche Veneto Banca, anche se notiamo una diversità grossa di comportamento nei confronti delle 2 banche. E lo stiamo spiegando. Non vuol dire che quello che diciamo noi è vero, diciamo che avendo accusato gli ex amministratori e facendo dei distinguo tra responsabilità di Zonin, uso per rappresentare la situazione, e le responsabilità di Consoli, che uso, ci sembra che il più maltrattato, diciamo così, sia stato Consoli e di conseguenza Veneto Banca. Abbiamo citato un esempio che è un dato, non è un esempio, e poi vengo alla domanda, ma uso domande un po' lunghe anche per spiegare, per ricordare chi non avesse letto sul nostro portale. Il 26 di ottobre 2014, quindi 2 anni e 8 mesi fa, la BCE per la prima volta interveniva con le nuove funzioni a controllare le banche italiane che avessero degli attivi superiori a 8 miliardi. In quell'opera di controllo, quindi demandata alla BCE, non più alla Banca d'Italia, il 26 di ottobre veniva fuori questa decisione di BCE che aveva controllato i numeri. E dopo che per un anno la Banca d'Italia aveva detto pubblicamente, mediaticamente, questo non è che sia fantastico in un sistema di questo tipo, aveva detto che Veneto Banca per Banca d'Italia era fallita, Veneto Banca fallita tra virgolette, cioè era in condizioni pessime, per cui l'unico modo per salvarsi era quello di donarsi a una banca di elevato standing,
è facile immaginare quale fosse la banca, Popolare e per giunta in questa banca di elevato standing non poteva entrare nessun membro del CDA di Veneto Banca. Questa era la politica espressa pubblicamente, chiedo scusa, sto sintetizzando per chi ci ascolta, che Banca d'Italia e la vigilanza Barbagallo aveva detto: Veneto Banca deve chiudere, si deve consegnare in mano a banca di elevato standing Legacy Popolare di Vicenza, e nessun esponente deve entrare nel CDA della nuova banca. Questo disse nel 2013 Banca d'Italia, e lo rilevo, lo ricordo. Il 26 ottobre 2014, quindi pochi mesi dopo, BCE dice: stress test, Veneto Banca di misura passa lo stress test. Quindi quella banca che doveva consegnarsi a Popolare di Vicenza, nonostante che nel frattempo avesse subito dei traumi, no? E fuga delle raccolte, e così via. Non sto difendendo, sto raccontando i fatti, e sono pochi che li hanno raccontati. In regione l'unico che li sta raccontando è Antonio Guadagnini, che fa parte della maggioranza ma si sta ribellando a certe situazioni. Bisogna dargliene atto di questa cosa qui, poi ci sarà chi ci farà capire se è vero o falso. A ottobre interviene la BCE che dice: no, Veneto Banca rispetta i parametri europei. Popolare di Vicenza, per rispettare quei parametri europei, era stata inizialmente bocciata, ha dovuto convertire lì in una notte 250 milioni di obbligazioni junior, ha dovuto convertirli in azioni, e quindi di conseguenza ha passato il test che non aveva passato. Ora dico, tutto questo con la benedizione di Santa Banca Italia. Allora, tutti dicono che questa operazione che è stata smentita adesso dai fatti, perché in cui c'erano delle perdite conclamate, che poi Orio aveva quantizzato in 1,5 miliardi per Popolare di Vicenza, Carlos aveva quantizzato in 1 miliardo per Veneto Banca, siamo arrivati a perdite di decine di miliardi. È palese che Banca d'Italia, per la sua competenza, che era gran parte in questo caso, e in parte Consob, che aveva competenze minori, ma adesso sta multando le due banche per fatti vecchi, non abbiano vigilato adeguatamente o abbiano vigilato male. Ipotesi qui, la domanda è politica. Tutto questo ambarram poteva essere evitato con una migliore azione di controllo da parte di Banca d'Italia, o con un'azione di controllo senza oggettivi da parte di Banca d'Italia. E tutta questa conclusione è una conclusione affrettata da gattina cieca per salvare chi, dopo le responsabilità, che non dimentichiamo, dei gestori precedenti, però gestiti in maniera diversa e con pesi diversi anche dalla magistratura, bisogna dirlo. Consoli ha subito arresti domiciliari e sequestri. Zonin ieri, che era 29 giugno, stava a via Monte Napoleone a fare acquisti insieme questo è soltanto rilevare. No, ma forse sono intervenuti in questo. Banca d'Italia e Consob vengono visti come gli artefici di questo casino, scusi il termine. Qui la domanda è politica. Sono artefici. Io infatti in altra situazione ho formalmente detto che Visco e Barbagallo vanno arrestati. Qui arrestiamo tutti, professore? Magari, amico mio, se un paese è marcio, ed è marcio, vuol dire che tutta la testa è marcia. Mi vuol dire qual è il pesce con la testa marcia che c'ha un pezzettino che è sano? E la politica? Ah, bravo, la politica non locale e nazionale? No, quando parlo di politica, quando parlo di Banca Italia, parlo di politica perché è chiaramente, scusi, chi è che ha sostenuto Visco? E chi sosterrà Visco? Perché si parla di una sua nuova nomina a novembre, quando verrà rinnovata la carica di governatore. Io mi auguro che la Procura di Roma, oltre a guardare il capitano Scafarto, poi se vuole le spiego anche cosa è successo lì, perché Scafarto... Ma per questo ne parliamo dopo. Cosa succede? Mi auguro che Pignatone, oltre a pensare alla pensione e magari a qualche incarico ben remunerato dopo la pensione, pensi anche a fare il procuratore della Repubblica. Quindi lei dice arrestiamoli tutti, dice lei? No, vanno arrestati. Magari ma sono in grado di inquinare le prove, sì o no? Allora, e allora vanno arrestati. Se inquinano le prove il discorso si apre alla grande anche su Zonin. Comunque sia. Allora, io la ringrazio, professore, chiudiamo qui perché è opportuno tornarci, perché gli argomenti sono veramente, e non finirà qui purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista. Stasera pare che finalmente, stasera poi c'è qualcuno che vedrà registrato, quindi stasera intendo 30 giugno, per la prima volta ci sarà una manifestazione sicuramente, e noi ci auguriamo che sia così, pacifica, ma una manifestazione di alcune delle associazioni più combattive, noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza,
il coordinamento di Don Enrico Torta, Casa del Consumatore e qualcun altro che saranno in Piazza dei Signori a manifestare contro questo disastro totale. Il timore è che questo disastro si possa propagare nella nazione, perché, ripeto, se 3 miliardi e mezzo ci potevano mettere in crisi per la manovra, 17 miliardi, se non di più, capite benissimo che effetto domino potrebbero avere. Ma io colgo, siccome so che lei sa essere di buon umore, e per non dire che tutto va... Sì, io colgo il suo messaggio, il suo invito ad arrestarli tutti, come sarà un invito ben gradito dagli immobiliaristi, che finalmente potranno piazzare un sacco di immobili che oggi sono vuoti, perché per arrestare tutti i responsabili ai vari livelli dello sfascio della nazione di immobili ne serviranno tanti. Allora dico, questo per gli ambientalisti e per gli immobiliaristi. Voi immobiliaristi ospitate nuove carceri e voi ambientalisti favorite l'ipotesi del non nuovo cemento. Il cemento già c'è, basta usarlo. Esatto. Scusate la battuta, ma è una tristissima battuta, ma che fotografa, penso, lo sfascio di questa nazione. Qui a Vicenza è pure illecito presso il tribunale di intorni lì, è pure illecito, quindi abbiamo anche quello, tra l'altro, a Vicenza. Professore, io la ringrazio. Tanto non ci priviamo di nessun privilegio. Noi siamo i primi. Siamo i primi in tutto. Io ringrazio i telespettatori, ci scusiamo per la lunghezza, ma l'argomento è così importante che siamo stati anche brevi, in un certo senso. Sì. Grazie ancora e alla prossima. Grazie a lei, grazie a tutti.